Questo è Dado, un Amstaff di 6 anni recuperato qualche anno fa dai volontari della Lega del Cane davanti al cimitero di San Giorgio in Bosco. Semiparalizzato, è stato dotato di un apposito carrellino, ma non è in grado di fare nemmeno la pipì da solo. È stato perciò affidato a un'apposita struttura che ha dei costi e così il canile San Francesco di Presina lancia una raccolta fondi per Dado, a cui non manca, come vedete, la voglia di correre, giocare e vivere. Dado è un cane più disgraziato degli altri, dalla cintola in giù paralizzato, l'abbiamo recuperato da una carovana, da una comunità. Anche questa è un'attenzione verso un essere vivente che ha la carrozzina, corre e salta e chiede solo di vivere. Dado è solo l'ultimo esempio dell'attività del canile di Presina, che in 20 anni ha accolto 6.000 cani, dandone in adozione il 90%. Ed è un trend che continua, se è vero come è vero che l'anno scorso abbiamo accolto 160 cani per darne in adozione 160. Ora tutto è pronto per la giornata dell'amore. Gli amanti dei cani potranno dare l'8 marzo, festa della donna, al canile e prendere, per così dire, in prestito un ospite a quattro zampe per una romantica passeggiata. Perché alla donna dobbiamo un grazie particolare. Abbiamo 40 volontari, 30 di essi sono donne, cioè il femminile prevale nell'attenzione verso gli animali. Poi abbiamo 10 persone che stanno facendo la pena alternativa al carcere. In questo ultimo periodo c'è un problema nuovo, causato da chi non capisce che un cane non è un oggetto. Dotare cani di grossa taglia, salvo verificare di non essere in grado di gestirli, e farli diventare addirittura mordaci. Quando arrivano da noi diventano un problema. Abbiamo dovuto assumere un educatore cinofilo. Dove c'è sofferenza, se c'è la possibilità, si interviene. Nel caso specifico poi gli animali ti ricambiano, ti ringraziano con gli interessi.